Generale, oggi siamo qui all'evento del Circolo Veneto. Cosa ci può dire in merito all'attuale situazione geopolitica in riferimento al Medio Oriente? Beh, c'è da dire che è una situazione estremamente volatile, con notizie che si accavallano. Adesso abbiamo avuto quest'ultima informazione circa una tregua che sarebbe stata decisa per 10 giorni tra Israele e Libano, che costituisce un elemento chiave dei negoziati che in qualche modo, zoppicando, vanno avanti tra Stati Uniti e Iran. Era una delle condizioni poste dagli iraniani per proseguire nel dibattito, e sembra che questo sia stato confermato dallo stesso Trump. Auguriamoci che lo sia, perché la situazione si sta trascinando troppo a lungo, con dei danni, al di là dei danni provocati dalle azioni belliche e dei morti provocati dalle azioni belliche, ha dei riflessi diretti anche per quanto concerne le nostre economie. Trump oggi ha affermato che l'Italia ha avuto una posizione un po' negativa, ha fatto anche un attacco al Papa. Cosa ne pensa a riguardo? Noi non potevamo fare diversamente, nel senso che noi abbiamo una voce in capitolo solo se la uniamo a quella dei nostri più importanti alleati in Europa. Finora abbiamo dimostrato molta timidezza con questa idea della nostra Presidente del Consiglio di agire da ponte tra le due sponde dell'Atlantico. Io osservo che per fare un ponte ci vogliono due pilastri, uno da una parte e uno dall'altra. Da parte di Washington pilastri non ne vedo. Oggi Zelensky era a Roma dalla Premier Meloni. Pensa che la situazione in Medio Oriente abbia rallentato le trattative tra la Russia e l'Ucraina invece? Il conflitto fra Russia e Ucraina è passato ovviamente in secondo piano con quello che sta accadendo. Non se ne parla, ma anche lì si continua a sparare. C'è da evidenziare che l'Ucraina sta dimostrando di essere estremamente efficace, soprattutto con l'utilizzo di questi nuovi mezzi per il campo di battaglia, questi droni, questi quadricotteri anche da 4 soldi, che comunque hanno un valore significativo dal punto di vista tattico. Tra l'altro oggi si è parlato anche di una collaborazione fra Italia e Ucraina in questo settore. Noi abbiamo una industria che certamente è in grado di elaborare soluzioni anche innovative anche in questo campo, per cui ne trarremo beneficio anche noi dal punto di vista della nostra capacità difensiva. Lei è esperto anche di nuove tecnologie in ambito della difesa. Cosa ci può dire al riguardo, soprattutto in merito all'intelligenza artificiale anche che insomma, degli ultimi anni pensa che tra le funzioni anche predittive possa aver cambiato il modo in cui la difesa viene fatta oggi? Questo è un terreno minato perché questa guerra, fino a questa guerra, l'uomo non era mai stato estromesso dal ciclo decisionale. Era sempre un uomo che aveva il dito sul grilletto, il dito sul bottone per sparare il missile, per sparare il colpo. Ed era l'uomo che decideva chi era l'obiettivo da neutralizzare. Con queste tecnologie noi stiamo gradualmente vivendo una sorta di eclissi. L'uomo viene progressivamente espulso dal punto del ciclo decisionale e ci avviamo verso una situazione in cui saranno le macchine a decidere chi devono uccidere. È una situazione che fa veramente molta paura e su cui bisognerà lavorare molto dal punto di vista normativo e anche dal punto di vista tecnico.